giù un arrivo che non ho visto bene per Emilia Romagna e Puglia, e poi il Piemonte che si prende la sesta posizione dopo aver condotto il gioco fino alla fine. Peccato. Vediamo se è tutto regolare, tutto ok. Allora 6 punti vanno alla Sardegna, 5 alla Toscana, 4 vanno al Lazio, 3 alla Puglia, 2 all'Emilia Romagna e 1 al Piemonte. Ora sarà molto interessante la classifica, molto interessante sarà la classifica quando manca un solo gioco. Oh yeah. Forza, Puglia, cattivi! Oh, che ne sono? Asia, che ne sono? Attenzione, abbiamo i punti. La finale degli allievi. Non ci sarà molto probabilmente uno spareggio, perché questo gioco della torre sarà uno spareggio. Abbiamo 3 squadre, quindi medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Oh yeah. A 21 punti, pari merito Lazio, Piemonte, Sardegna. Segue con 17 la Puglia, poi 13 l'Emilia Romagna e 11 la Toscana. E allora non si può ancora dire nulla, perché la Puglia è anche molto vicina alle altre squadre, quindi potrebbe ancora infilarsi la Puglia nel mezzo di queste 3 squadre che si giocano il tutto per tutto in questa torre che diventa uno spareggio. E allora pubblico, fatevi sentire ora, perché è l'ultimo gioco caricate il vostro che, come abbiamo già detto, è grande novità del 6-1. Gioco guarda, con questo in grandissimo la Sardegna sarà sicuramente una bella sfida. Ecco il fischio, tutti tra le linee, la tensione è altissima ora. Partita a torre, la Sardegna, anche il Piemonte, insieme al Lazio, la Puglia, poi in attenzione alla pallina da appoggiare sopra la torre. La Sardegna, poi abbiamo la Puglia e il Piemonte. E allora il Lazio si riporta sotto, il Lazio si riporta pari. Sardegna, Lazio, Puglia, testa a testa, sul finale Piemonte che recuperare, poi la Puglia velocissima, poi il Lazio leggermente indietro, la Sardegna, poi il Lazio che si velocissimo, e poi vediamo se la Toscana approfitta e incredibile l'arrivo di questo. Oh, fermi, aspetta! Aiuto! Vediamo ora.
se è tutto regolare, se è tutto confermato, mi sembra che sia chiara per tutti la classifica. Tutto ok, nessun problema. Per ora 6 punti per questo gioco vanno alla Sardegna, 5 al Lazio, 4 al Piemonte, 3 alla Puglia, 2 alla Toscana, 1 all'Emilia Romagna. Allora, qualche istante abbiamo